benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. Via D'Amelio ha impresso un segno indelebile nella storia italiana, così il presidente Mattarella nel 33esimo anniversario della strage. A Palermo tante manifestazioni ricordano il giudice Borsellino e i 5 agenti della scorta. Con il ministro Piantedosi deposta una corona di alloro alla caserma Lungaro, migliaia di giovanissimi sul luogo del massacro. Nel pomeriggio, con le agende rosse, in piazza anche Elly Schlein, stasera fiaccolata in centro. 4 processi e una serie inquietante di depistaggi. Quella di Via D'Amelio è anche la storia di uno dei più grandi insabbiamenti d'Italia. Oggi la procura di Caltanissetta lavora su più fronti. Palermo, tentato stupro di una turista alla Vucciria, salvata da 2 tedeschi, picchiati anche 2 irlandesi. A Caltanissetta un anziano ha brutalmente colpito la moglie, finita in ospedale con le costole rotte. Catania ha le ossa dei piedi fratturate salvo un giovane con disabilità intellettive investito sulle strisce e abbandonato come un pacco con 20 euro in mano. L'epigrafe di Giulia Florentina è ritornata definitivamente a Catania, la più antica traccia cristiana della città, consegnata dal Louvre ed esposta al Museo Diocesano. Contro il gran caldo in clamoroso aumento, ecco il mare più bello, Custonaci, piccolo comune del Trapanese che ottiene le 4 vele di Legambiente Touring Club, un gioiello della Sicilia occidentale dove natura, arte e cultura, come vedete, si fondono. A Messina, 2 ore di concerto entusiasmante ieri sera con Ultimo, il cantautore romano che ha battuto ogni record di presenze con 40.000 fan allo stadio. Calcio, a Palermo arriva dal Modena il centrocampista Palumbo, Farroni è il nuovo portiere del Siracusa, il Catania lavora in ritiro a Norcia, mentre la società pensa a qualche operazione in entrata. Bentrovati, andiamo a Palermo con i servizi sulle tante iniziative per l'anniversario della strage Borsellino in Via D'Amelio. La conferma che la città e l'Italia non dimenticano. Marco Gullà. 33 anni sono passati da quel boato che ha cambiato la storia del nostro paese. Oggi, nel giorno dell'anniversario della strage di Via D'Amelio, in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino e i 5 agenti di scorta, la richiesta di giustizia non si spegne e da più parti si invoca la ricostruzione di quella terribile stagione di sangue. Si cerca ancora la verità. Lo ha fatto nei giorni scorsi Salvatore Borsellino, poi gli ha fatto eco il figlio del giudice Manfredi. Un 19 luglio che si è aperto alla caserma Lungaro con la deposizione di una corona, alla presenza tra gli altri del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. La strage di Via D'Amelio ha impresso un segno indelebile nella storia italiana, ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Presenti alla caserma Lungaro anche il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè e la Presidente della Commissione parlamentare antimafia Chiara Colosimo. Le verità, come dire, hanno bisogno molte volte di essere scavate, approfondite in maniera testarda, pervicace, ed è quello che si sta facendo, sfidando tutto e tutti. Alla fine si arriverà, perché bisogna arrivarci, perché lo si deve a chi oggi non c'è più.
È evidente, e io rivendico anche in questa occasione, che ho scelto di fare quello che in questi anni non si era ancora fatto, un lavoro in controtendenza, un lavoro che dà voce a tutti coloro i quali hanno qualcosa da dire e, se mi permettete, avranno qualcosa da dire, perché lo devo al giudice Borsellino e agli agenti che oggi ricordiamo. In via D'Amelio questa mattina i laboratori scolastici con tanti bambini, un itinerario educativo per costruire strumenti di pace, fratellanza, amicizia e amore. Nel pomeriggio minuto di silenzio alle 16:58, orario della strage, alla presenza anche della segretaria Dem, Elly Schlein. E sempre a Palermo, stasera alle 20 la fiaccolata con partenza da Piazza Vittorio Veneto. Adesso la drammatica testimonianza di Antonio Bullo, unico agente sopravvissuto della scorta di Borsellino. Ho visto, dice, brandelli di carne tutto intorno. Eccolo al microfono di Marco Gullà. Dopo 33 anni ancora non sapere quello che effettivamente è successo brucia tantissimo, sia a noi che abbiamo vissuto quei momenti, sia ai familiari che hanno perso i loro cari. Cerchiamo sempre di ricordare il sacrificio di queste persone, perché dobbiamo a tutti i costi arrivare ad avere la giusta verità. So che è dura, ma il primo ricordo che ha di quel giorno, soprattutto qual è? A primo impatto? Il primo ricordo è quello che purtroppo ci tormenta da 33 anni. Quel piede che ho avuto sotto, il piede mozzato di un collega, un fratello di Claudio Traina, che lo avevo sotto a quello mio, quei brandelli di carne che erano sparsi in via D'Amelio, e quello è il ricordo più doloroso che uno si porta dentro. 4 processi, ma come avete sentito poco fa, ancora nessun mandante e una verità insabbiata fin dall'inizio. Quella sulla strage di via D'Amelio è una storia trentennale di depistaggi, servizi segreti deviati e persino il sospetto di magistrati corrotti. Maglio Viola. Ben 4 processi, una cortina di fumo molto più alta di quella sollevata dalla bomba e un cordone di depistaggi. Quella della strage di via D'Amelio è anche la storia di uno dei più grandi insabbiamenti d'Italia, un depistaggio iniziato un minuto dopo l'esplosione, quando dall'auto sembra sparire una borsa, ma forse non è neanche questo il tema. Il primo processo viene imbastito interamente su una storia di pura invenzione che parte dalle dichiarazioni del falso pentito Vincenzo Scarantino. I giudici pronunciano condanne all'ergastolo, ma tutto verrà ribaltato in appello quando il bluff viene scoperto e Scarantino viene condannato per calunnia e favoreggiamento. Il 21 ottobre del 96 si apre il processo bis, che si concentra sugli esecutori materiali, ma anche questa volta le dichiarazioni di altri pentiti sono inaffidabili. In primo grado però erano stati inflitti 17 ergastoli e 175 anni di carcere con 10 assoluzioni, ma molte condanne non reggono, non vengono confermate proprio per l'inaffidabilità dei pentiti, stavolta Calogero Pulci e Francesco Andriotta, che vengono a loro volta condannati per calunnia. Il processo Borsellino Terra inizia invece il 28 gennaio del 98 davanti alla Corte d'Assise di Caltanissetta. Per la prima volta si parla apertamente di depistaggio, con le accuse mosse a 3 poliziotti. Dopo 3 gradi di giudizio il processo però non è ancora concluso, visto che la Cassazione ha annullato e spostato a Catania un nuovo appello. Intanto è in corso il processo Borsellino Quater. Scarantino esce di scena con il suo reato ormai prescritto, ma gli occhi sono ormai puntati verso il quinto processo che nascerà a breve. Secondo la procura era già stata insabbiata un'altra indagine sui rapporti fra mafia e imprenditoria milanese e Borsellino sarebbe stato ucciso perché voleva riaprirla. Accuse pesanti mosse a procuratori e magistrati del pool antimafia. Dopo decenni adesso si passano al setaccio intercettazioni che erano state formalmente distrutte ma che invece sono state ritrovate. Ma le ipotesi ancora non risolvono i misteri. Il coraggio quotidiano e la solitudine delle scelte di Paolo Borsellino, ma anche di Giovanni Falcone, saranno raccontati nel docufilm di Ambrogio Crespi, Il fuoco della memoria, in onda oggi in seconda serata su Rai 1. Tra i testimoni che interverranno Fiammetta Borsellino, Piero Grasso, Giuseppe Di Lello, Carmelo Canale, oltre agli studenti di Scienze Politiche dell'Università di Palermo. Adesso le altre notizie. A Palermo una turista salvata dallo stupro, 2 irlandesi picchiati.
Un'altra notte di violenza e intanto sono stati individuati i presunti responsabili dell'aggressione nel bar di via Alloro, dove è stato picchiato anche l'assessore comunale Ferrandelli. Tra loro anche 2 minorenni. Lorena Dolci. Non era il Foro Italico, ma poteva finire allo stesso modo dello stupro di 2 anni fa. Scenario la Vucceria di Palermo. Vittima una giovane norvegese che nel corso della serata ha bevuto qualche bicchiere di troppo. Stordita e incapace di reagire, viene presa a forza da un gruppo di palermitani e portata a braccia in un angolo buio tra Piazza Caracciolo e Piazza Garaffello. A impedire l'epilogo della violenza sono stati 2 turisti tedeschi che non hanno esitato ad allertare il 112. Non si reggeva in piedi, ricordano, l'abbiamo riaccompagnata al suo B&B. Salvata dallo stupro, ma comunque rapinata della borsetta e dei suoi averi. E sempre nelle zone della Movida altri 2 giovani irlandesi sono stati picchiati a sangue da una baby gang. Uno ha riportato la frattura della mascella. Episodi di violenza continui che hanno coinvolto anche l'assessore Fabrizio Ferrandelli, pestato mentre tentava di difendere un barista. Per quell'aggressione sono stati individuati 4 presunti responsabili, 2 sono minorenni. Nel mirino ci sono turisti, esercizi commerciali, semplici cittadini costretti a vivere in un clima in cui basta un nulla per scatenare un'impennata di violenza. Ma il ministro dell'Interno Piantedosi ci ha tenuto a tranquillizzare il sindaco La Galla. A Palermo non c'è un aumento della microcriminalità, non è fra le città insicure. La presenza dell'esercito, chiesta a gran voce, non ci sarà. Per un aumento delle forze di polizia si dovranno prima reperire le risorse. Intanto, in barba ai dati in possesso del Viminale, Palermo si sente sotto assedio. E c'è stato un altro caso di violenza, questo a Caltanissetta. Una donna è in ospedale con il corpo ricoperto di ematomi e le costole rotte. A picchiarla brutalmente è l'anziano marito, che è stato denunciato. Rita Cinardi. Denunciato dai carabinieri per lesioni e maltrattamenti in famiglia. Lui è un uomo di 80 anni di Caltanissetta che da anni picchiava la moglie. Quest'ultima, una donna di 67 anni, arrivata ieri sera al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta con il corpo coperto da ematomi, dolorante, impossibilitata a muoversi, con il collo immobilizzato da un collare ortopedico. La donna, come riscontrato dagli operatori sanitari, è stata pestata in maniera brutale, ma a quanto pare non era la prima volta. Nel tempo, infatti, avrebbe subito continue violenze e umiliazioni da parte del marito, ma la vittima, che ha riportato la frattura delle costole, ematomi al volto, alla nuca, sulle gambe e nelle braccia, presentava anche vecchi traumi, ma non aveva mai denunciato il marito. Cosa che ha fatto ieri sera quando ha deciso di raccontare tutto ai carabinieri intervenuti in pronto soccorso. Alla vittima è stata data una prognosi di oltre 30 giorni. Ieri sera è stata trattata amorevolmente da tutti gli operatori sanitari che hanno cercato di rincuorare la donna con parole di conforto per quanto subito. Catania ha investito sulle strisce alla circonvallazione e ha abbandonato come un pacco. Gli hanno lasciato 20 euro in mano. Così hanno appunto lasciato salvo un giovane con disabilità intellettive e tanti sogni. Ora è in ospedale con i piedi fratturati. Eva Spampinato. Che ha subito comunque uno shock non indifferente, perché sta male sia a livello fisico ma anche psicologico. La dignità in frantumi, i passi verso la conquista della propria indipendenza, spezzati, così come entrambi i piedi. Ecco come sta Salvo, 30 anni, ragazzo con delle difficoltà intellettive molto conosciuto e apprezzato a Catania proprio per la sua intraprendenza e il suo lavoro in un noto ristorante del centro. Come tutte le mattine, tutti i giorni lui si reca a piedi in tutti i posti che frequenta. Lo hanno investito e travolto qui mentre attraversava sulle strisce pedonali alla circonvallazione di Catania e il semaforo rosso indicava alle auto di fermarsi, ma non quell'auto con a bordo 2 adulti e una bambina. L'ha praticamente travolto, ha fatto 2 giri, 2 salti Salvo, quindi cercava in qualche modo di tenersi in equilibrio, poi è caduta a terra e la macchina gli ha schiacciato i piedi. Ma l'orrore non finisce qui. I pirati della strada non chiamano i soccorsi, non si fermano ad attendere aiuto. Lo caricano, lo portano davanti alla sede dove Salvo doveva svolgere un laboratorio per la cooperativa Controvento e lo lasciano lì. In mano gli mettono 20 euro, come se bastassero a sistemare tutto, come se la vita e la dignità di un essere umano, disabile o meno che sia, potessero valere così poco.
Uno sfregio, un gesto disumano. Cosa insegni così ai tuoi figli? A scappare di fronte alle difficoltà, di fronte a un ragazzo che sta male, che può avere bisogno? I medici dell'ospedale Cannizzaro di Catania hanno già operato il ragazzo, che non potrà camminare per settimane e non potrà andare in vacanza con i suoi amici. Questa cosa l'ha molto destabilizzato, anche il fatto di non potersi recare al lavoro per lui è molto triste. La sua famiglia, gli amici, gli assistenti sociali lanciano un appello al rispetto, alla responsabilità, alla giustizia. Se avete un minimo di umanità, contattateci e costituitevi. Un fatto veramente sconcertante. Restiamo a Catania, dove l'epigrafe di Giulia Florentina è tornata definitivamente in città. È la più antica traccia cristiana della città. Ora è esposta al Museo Diocesano e è arrivata da quello del Louvre di Parigi, che l'aveva in consegna dal 1826. Orazio Longo. A Giulia Florentina, bimba dolcissima e innocentissima. L'epigrafe giunge a Catania al Museo Diocesano direttamente dal Louvre di Parigi, dove era conservata dal 1826 e racconta la storia della bambina vissuta a Ibla, l'odierna Paternò, nel 320 d.C. Dopo aver ricevuto il battesimo, Giulia morì, ma riprese a vivere subito dopo per altre 4 ore. I genitori inconsolabili sentirono una voce soprannaturale che diceva loro di non piangere più per la loro figlioletta. Una sorta di doppio miracolo, con la risurrezione dopo il battesimo e l'intervento della voce divina. Giulia venne quindi sepolta a Catania e costituisce la prima testimonianza del culto dei martiri catanesi. Comunque è una delle più antiche testimonianze della presenza del cristianesimo in Sicilia. È importante per tante ragioni, anche perché menziona la presenza di un governatore. Nelle epigrafi funerarie non menzionavano normalmente la presenza del governatore. È anche una delle prime attestazioni del termine pagana e racconta una storia molto particolare, quella di 2 miracoli avvenuti e di una conversione di una famiglia dal paganesimo al cristianesimo. Una storia che demitizza ogni forma di manipolazione della verità, in quanto documento lapideo ha la sua forza persuasiva, dice l'arcivescovo di Catania Monsignor Luigi Renna. Giulia visse quando Zoilo era governatore della provincia di Sicilia tra il 320 e il 326 d.C., al tempo dell'imperatore Costantino, dice l'epigrafe, che ora in qualche modo fa rivivere per sempre a Catania il ricordo della bambina. Il meteo adesso: è in arrivo la più forte fiammata africana degli ultimi decenni, lo dice l'esperto. Bersaglio certo la Sicilia, dove si potrebbe superare il record europeo del caldo registrato nel 2021 con 48,8 gradi. La previsione del meteorologo Lorenzo Tedici: il caldo estremo, avverte, dominerà su tutto il sud e parte del centro Italia almeno fino a giovedì 24. E se pensate di riparare al mare, ecco un sito d'eccellenza, un gioiello della Sicilia occidentale dove natura, arte e cultura si fondano. È Custonaci, piccolo comune del Trapanese, che ottiene anche le 4 vele di Legambiente e Touring Club nella 25esima edizione del Mare Più Bello 2025. Emanuela Corsi. La sabbia dorata, le acque limpide e cristalline, alle spalle la natura incontaminata della riserva naturale del Monte Cofano. Custonaci è un gioiello della Sicilia occidentale dove si intrecciano storia, cultura e bellezza. Ora il piccolo comune del Trapanese ha ottenuto le 4 vele di Legambiente e Touring Club per il Mare Più Bello 2025. La consegna è avvenuta nell'ambito della 17esima edizione della Sicilia Ambiente Film Festival di San Vito Lo Capo, che premia la gestione sostenibile del territorio. Un importante riconoscimento per il sindaco Fabrizio Fonte, che premia il territorio grazie alla presenza di tutta una serie di requisiti ambientali, naturalistici e paesaggistici. Custonaci è stato scelto come set di diversi film e serie TV, come il prequel di Mare Fuori Io sono Rosa Ricci, ma anche da registi hollywoodiani come Martin Scorsese per la docuserie The Sense. Repent! Come and be baptized in the River Jordan! Quest'anno la baia di Cornino è entrata a far parte della rete dei borghi marinari della regione siciliana. Che meraviglia! Un gelato per la pace. Oggi in centinaia di gelaterie in tutta Italia si potrà acquistare un gelato o anche una granita al gusto di cocomero per sostenere Medici Senza Frontiere, che opera in difesa dei civili palestinesi. Naturalmente anche alcune gelaterie siciliane hanno aderito all'iniziativa. Da Ragusa, Veronica Barbarino.
Bianca, rossa, verde e nera, proprio come la bandiera della Palestina, ma anche coltivata da secoli sul suo territorio e ritenuta segno di fertilità e abbondanza. L'anguria, simbolo di sostegno e supporto al popolo palestinese, diventa oggi un goloso gelato granita per l'iniziativa Un gelato per la pace, a favore di Medici Senza Frontiere in campo a Gaza. Da Palermo a Trapani, da Catania a Siracusa, fino a Ragusa, Modica e Chiaramonte Gulfi, le gelaterie siciliane, ma anche quelle di varie parti d'Italia e dell'estero, hanno preparato il gusto anguria, il cui ricavato della vendita sarà devoluto a favore della popolazione civile palestinese, provata da mesi di bombardamenti, fame, carestia, emergenze sanitarie e umanitarie. Un piccolo gesto, ma profondamente umano, che parte dal basso per amplificare un messaggio di umanità e responsabilità condivisa. La popolazione a Gaza sta lottando per la sopravvivenza contro violenza, fame, sete e mancanza di cure, sottolinea Medici Senza Frontiere, ricordando che non c'è più tempo. Musica adesso. A Messina 2 ore di concerto entusiasmante ieri sera con Ultimo, il cantautore romano che ha battuto ogni record con 40.000 presenze sugli spalti del Franco Scoglio, una serata di grandi emozioni. Francesco Triolo. Una notte di magia, quella che è Ultima, regalata agli oltre 40.000 dello Stadio Franco Scoglio, un concerto da tutto esaurito per quello che è diventato negli anni un fenomeno generazionale della musica italiana. Empatia, energia, storie nelle storie raccontate nelle canzoni e nella musica del cantautore romano che ha battuto ogni record, ma anche umiltà e un legame con i giovani che passa attraverso le parole. Oltre 2 ore e 30 canzoni con un live che dice molto, la capacità di descrivere i propri sentimenti, anche quelli più tormentati, scegliendo un lessico semplice. Ultimo tiene il palco e sa rendere le sue canzoni ancora più belle dal vivo. Ogni tanto gli esce un gergo romanesco, altre volte ringrazia Messina e la Sicilia, ma parla poco col pubblico, lo fa attraverso le canzoni e tutti si ritrovano in lui, in uno che non smette mai di credere nelle favole. Ultimo a Messina, grande successo. Il momento della nostra pausa, poi per il calciomercato, un sabato di acquisti per le siciliane. Vi aspetto tra pochissimo. Il Palermo ha definito con il Modena l'arrivo del centrocampista Palumbo. Farroni è il nuovo portiere del Siracusa. 2 attaccanti per il Trapani. Sergio Colosi. Sabato di acquisti per Palermo, Siracusa e Trapani. In Serie B il club rosanero ha definito l'arrivo del centrocampista 28enne Antonio Palumbo, 35 presenze, 9 gol e 10 assist a Modena. Le due società hanno trovato l'accordo sulla base di 1,5 milioni di euro più il cartellino di Francesco Di Mariano. Sul portiere Klinsmann c'è da battere la forte concorrenza del Sassuolo. Per il reparto arretrato seguito Matteo Bani del Genova, in alternativa Andrea Cristana del Brescia. C'è un nuovo portiere per il Siracusa che ha ufficializzato l'arrivo di Alessandro Farroni, 27 anni, la scorsa stagione 3 presenze nel Catania, complessivamente 205 in Serie C e D, con un passato tra Alessandria, Regina Vispesaro, Perugia e L'Aquila. Dopo i rinnovi contrattuali di Sarao, Azzurro per il terzo anno, Falla, Bonacchi e Ba, si lavora per altri arrivi. Ad operare sul mercato Antonello Laneri. Per il dirigente siciliano è già iniziato il Siracusa Ter. Gli arrivi di Luigi Canotto e Manuel Fischenhaller completano l'attacco che già poteva contare su Grandolfo, Ciuferri e Vasquez. Per Canotto 64 gol in carriera e tanta Serie B alle spalle con Frosinone, Regina e Chievo, si tratta di un ritorno, mentre Fischenhaller è andato in doppia cifra nell'ultimo triennio con Torres e Fermana. Rescissione per il norvegese Stenserud, una sola rete al suo attivo contro il Messina, ceduto al Vicenza il difensore Francesco Benassai. Mentre a Norcia si lavora a ritmo intenso, il Catania pensa anche al mercato. Con la rescissione di Costantino diminuisce il numero di giocatori da sfoltire. Si pensa anche a qualche operazione in entrata. Francesco Triolo.
La rescissione di Rocco Costantino, legato al Catania con un contratto sino al 30 giugno 2026, era nell'aria da giorni. È arrivata così da consentire al club di liberare un altro posto e a Costantino di firmare per il Chievo Verona in Serie D. L'attaccante nella scorsa stagione aveva giocato in prestito con Lucchese e Messina. La sua esperienza in rosso-azzurro si chiude con 21 presenze e 2 gol, incluso quello realizzato nel recupero della finale di Coppa Italia di Serie C 2024 contro il Padova, determinante per l'assegnazione del trofeo. Proseguono quindi le uscite in casa Catania. Tra i giocatori non convocati per il ritiro di Norcia, perché fuori dal progetto tecnico, restano da risolvere le posizioni dei centrocampisti De Rose, Peralta, Teio e degli attaccanti Marsura, Montalto e Popovic. Per qualcuno si lavora alla risoluzione, qualche altro come Marsura potrebbe essere inserito in qualche scambio. Sul fronte mercato è caldo il canale con la Ternana. Lo scorso anno il club rossazzurro mandò in Umbria Cicerelli e Cianci, quest'ultimo riscattato dai rossoverdi. Adesso il Catania ha messo gli occhi sul centrocampista Andrea Vallocchia, ma anche su Salvatore Aloi. Vallocchia sarebbe però più funzionale al gioco di Toscano, ma c'è distanza tra domanda ed offerta. Intanto lavoro intenso a Norcia in ritiro, lavoro di forza ed esercitazioni tattiche differenziate per reparti, possesso palla e partitella nel menù quotidiano di Toscano e del suo staff tecnico. Noi intanto ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, appuntamento naturalmente alle 20 per la prossima edizione. Buon pomeriggio.